posto è così antica. Mentre tante cose già finivano, qui nasceva qualcosa di molto importante che avrebbe portato la firma del famoso architetto Quirino Di Giorgio. Buongiorno sindaco, ben ritrovato. Buongiorno Ida, ben ritrovata qua sopra le acque del nostro fiume Tergola, laddove ci eravamo lasciati alla fine della scorsa puntata. Certo, San Giorgio delle Pertiche, non solo terra di storia ma anche terra d'acqua. Terra d'acqua, questo è il nostro fiume che da sempre solca questi territori proprio ai piedi della torre che abbiamo visto nella scorsa puntata e che ha fatto grande nel tempo questo territorio. Pensate che proprio qui a due passi c'era uno straordinario mulino a tre ruote concesso dalla Serenissima Repubblica di Venezia proprio per l'importanza di questo territorio, delle colture, delle aziende agricole e della produzione appunto di ricchezza che qui veniva fatta. E quindi servivano proprio le tre ruote, vista l'ingente produzione che si portava al mulino. Certo, un territorio che si presta benissimo anche a delle passeggiate, a delle gite. Già, questa che vedete alle nostre spalle, questa bellissima cascata, è un'eredità che ha lasciato a questo territorio il grande architetto Quirino Di Giorgio, che è sepolto nel nostro cimitero, che dopo vedremo, e che appunto è il posto dove l'acqua, la storia e l'architettura moderna, quindi i tempi nostri, si fondono creando appunto un paesaggio veramente suggestivo. In questa vasca di cemento armato ai piedi della grande millenaria torre incrociamo appunto le acque del Tergola, ma sarà il cuore di un grande progetto che sta portando avanti la Federazione dei Comuni, i cui lavori dovrebbero iniziare fra un anno circa e che vedrà la realizzazione di una lunga e importante pista ciclabile che partirà proprio da dove sorge il fiume Tergola, quindi a pochi chilometri da Cittadella, a nord del centro abitato di Villa del Conte, e ci porterà ad arrivare attraverso il suo argine fino ai confini sud del nostro comune e da qui riprendere proprio un percorso che porta verso il Veneziano, verso la riviera del Brenta. Questo sarà il cuore di questo grande progetto e proseguendo sull'argine appunto possiamo rincontrare il resto della storia del nostro paese, dapprima a Torre di Burri con una meravigliosa chiesetta che adesso andiamo a visitare, ma soprattutto a Ponte Canale, un'importantissima opera di ingegneria idraulica realizzata nel 1600 dai veneziani quando fu compiuta la bonifica di questi territori. Del fiume Tergola e questi alberi imperiali troviamo il Parco Vita. Alberto, mai nome è stato così appropriato. Puoi dirlo Ida, guarda, a maggior ragione abbiamo voluto proprio inaugurare poche settimane fa queste attrezzature sportive per permettere in particolare ai giovani di venire a vivere il parco, perché un parco senza chi lo usa non è un parco vero e proprio. Devi sapere peraltro Ida che noi qua stiamo camminando su quello che sarà il sedime della futura pista ciclopedonale che costeggerà il Tergola e che passerà esattamente lungo tra questi due filari di alberi e quindi porterà direttamente al centro del paese verso la torre. Siamo proprio a Ponte Canale, dove le acque dei tre fiumi si intersecano tra di loro senza mai mescolarsi. Già Ida, vedi, questo è uno dei patrimoni più importanti della nostra comunità, come ti dicevo prima, un lascito del passaggio della Serenissima Repubblica di Venezia che ha costruito questa che è una delle più importanti opere di ingegneria idraulica dell'Alta Padovana. Qui le acque del Tergola, grazie al quale siamo arrivati fin qui, passano sotto le acque del Muson dei Sassi. Sapete che il Tergola è un fiume naturale, mentre il Muson dei Sassi è un torrente artificiale realizzato dalla Serenissima appunto per portare fuori dalla laguna quelle che erano le acque in periodo di bonifica e farle sfociare direttamente in mare. Quindi c'era la necessità che il Tergola non diventasse vettore per il trasporto delle acque del Muson in laguna, altrimenti non si sarebbe ottenuto il risultato. E quindi cosa hanno fatto i veneziani? Hanno realizzato quest'opera che ora vediamo, realizzando proprio un ponte per l'acqua e un ponte anche sopra per le persone che ora noi abbiamo attraversato. Un lavoro impressionante, da ben 400 anni tutta la pressione dell'acqua passa di qua. Vedi Ida, proprio qui si riesce a vedere, visto che l'acqua è anche bassa fortunatamente, il ponte di pietra
che divide le acque del Muson dalle acque del Tergola che passa sotto. È lì dal 1600, è fatto in mattoni di cotto, è fatto a spina di pesce e da più di 400 anni regge tutta la pressione idraulica dell'Alta Padovana. Alberto, qui di sicuro le acque non si incrociano, però si incrociano le piste ciclopedonali. Sì, guarda, proprio in questo punto si incrociano la pista ciclopedonale lungo il fiume Tergola, che porta verso Campodarsego, verso Vigonza per capirci, e il famosissimo Cammino di Sant'Antonio. Questo cammino è un percorso ciclopedonale che rientra all'interno della Romea Strata, quindi è un cammino europeo che unisce Castelfranco Veneto a Padova. Tenete presente però che il nostro territorio, il territorio di San Giorgio delle Pertiche, rappresenta quella parte di percorso che proprio Sant'Antonio ha fatto nel suo ultimissimo viaggio da Campo San Piero a Padova. Ed è proprio durante la tredicina di Sant'Antonio, sarebbero i 13 giorni che precedono il 13 giugno, festa di Sant'Antonio di Padova, che i pellegrini partono di notte a piedi, partono da Campo San Piero e vanno a piedi fino alla Basilica del Santo di Padova, dove al mattino alle 6:30 prenderanno la prima funzione, la prima messa per chiedere la grazia. E parlando di chiese proprio qui a San Giorgio delle Pertiche, proprio nel cammino di Sant'Antonio, andiamo a vedere la chiesetta di Santa Maria Maddalena. Andiamo. Alle nostre spalle il cammino di Sant'Antonio, davanti a noi la chiesetta di Santa Maria Maddalena. Sì, qui abbiamo un vero e proprio gioiellino nel nostro territorio. Si tratta di quella che fu la cappella gentilizia di questo palazzo, che è stato palazzo dei vescovi di Padova. Si tratta di una chiesetta consacrata da San Gregorio Barbarigo, infatti è del XVII secolo ed è consacrata a Santa Maria Maddalena, che da allora è la protettrice di questa contrada, la contrada di Torre di Burri, che sente questa chiesa proprio come un patrimonio quasi personale. Sì, l'ho vista dentro, molto bella, anche sì, restaurata. Sì, è stata restaurata assolutamente nel 2005, la famiglia Prevedello, che era proprietaria dell'edificio, l'ha regalato alla parrocchia, che ha poi provveduto al restauro, appunto, che risale a circa 15 anni fa. Anche la chiesetta di Santa Maria Maddalena ha appoggiato un importante snodo di acque. Eh già, anche qui è una grande testimonianza di come la storia di San Giorgio delle Pertiche si sia sviluppata lungo i corsi d'acqua. Qua siamo sempre a ridosso del fiume Tergola, laddove il fiume Vandura, che viene giù da Campo San Piero, si diventa affluente del Tergola, e quindi c'è un altro incrocio d'acqua come a Ponte Canale abbiamo visto prima. Qui con un importantissimo sostegno che risale anche questo al Medioevo, il sostegno di Torre di Burri, come diceva giustamente prima Alberto, che addirittura è riscontrabile nelle cartine geografiche presenti nelle gallerie vaticane, nelle gallerie dei musei vaticani. Si riesce a vedere su quelle che furono le cartine geografiche dei papi Torre di Burri, e quindi questo sostegno è ancora qui, andiamo a vederlo. Eccoci da qua, a pochi passi dalla chiesetta, alle nostre spalle il magistrato delle acque, sostegno di Torre di Burri, con l'importantissima diga che ancora regola il flusso delle acque e l'interscambio a valle del fiume Tergola con il canale Viana, che poi porta al Muson dei Sassi, quindi storia e acqua anche qui. E adesso sai cosa facciamo? Andiamo a raccogliere le erbette assieme a Cesare. Eh sì, perché sugli argini, sull'acqua c'è anche meraviglia di queste erbe. Cesare, qui sulle rive del Tergola, proprio vicino all'acqua, sì, lei raccoglie cosa? Le erbette? Sto raccogliendo le erbette che nel nostro linguaggio dialettale si chiama i carletti. Allora mi fai vedere i carletti? Ecco, i carletti, questi qua, sarebbero i carletti, vedi? Questi qua. Ma sai che la mia nonna questi li raccoglieva e le chiamava le tagliadee della Madonna. Può essere? Ecco, io non lo so, può anche essere. Esattamente. Cosa si fa con questo tipo di erbetta? Con questo qua si fa del sugo, si prepara con la cipolla. Sì. Si sminuzza tutto, si fa un pesto
E con quello si fa il risotto? E si fa il risotto. Dopo ovviamente lungo sto canale qua si trova anche i brustangoli, che sono delle zone dove si trova il brustangolo che è tutto diverso, è più ricco di sapore. Questo qua ha un sapore delicato. Ha un sapore delicato e dolce. È dolce, il carletto, sì. Assolutamente. Invece il brustangolo si trova anche vicino ai rovi, in mezzo ai rovi. Esatto, in mezzo ai rovi è. In mezzo ai rovi è più difficile da raccogliere ma anche. Ne ho trovati anche qua vicino, adesso Vediamo? ti faccio vedere. Allora dai. Guardaci se due che te ne fai venire. Ecco, guarda, dito qua vicino al magistrato del fiume Tergola. Eccolo qua che lo facciamo vedere ai nostri telespettatori. Questo è il brustangolo. Ecco, e questa qua sarebbe la pianta del brustangolo. Cosa si fa col brustangolo? Col brustangolo si fa sempre con lo stesso pesto che si fa con i carletti, Sì. per fare i risotti. Non solo i risotti, ma anche le frittate. Anche le frittate, brava, anche le frittate si possono fare. Sindaco, siamo tornati ancora qui ai piedi della torre. Eh sì, eccoci di nuovo qui in questo luogo quasi incantato, dove, come vi dicevo prima, storia e acqua si uniscono, ma dove si unisce anche la contemporaneità di questa opera meravigliosa che ha progettato l'architetto Quirino Di Giorgio. Altre sono le opere progettate qui in paese dall'architetto Quirino De Giorgio. Certo, noi ne abbiamo veramente diverse, questa è una delle più belle, ma sicuramente la più maestosa è il Memoriale, il cimitero monumentale del capoluogo, che ti porterò a scoprire nella prossima puntata. Assolutamente doveroso andarlo a vedere e proporlo anche al nostro pubblico a casa, che sicuramente l'aspetta. Allora stiamo d'accordo. Ida? Alla prossima puntata. Avanti.